Allora, prima di attaccare con il discorso della procedura stragiudiziaria, che secondo me è molto interessante, di cui parla l'avvocato, chiedo conferma dalla regia se c'è una telefonata. Pronto? 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 Sì, sì, pronto, buongiorno. Da dove chiama? Allora, io chiamo da Verona. Sì, prego signora. Pronto? Sì, sì, la sentiamo. Lei racconti pure, abbassi il volume, che così ci sente bene. Allora, praticamente io nel 2019 vado al pronto soccorso di Borgo Trento, che avevo dolori allucinanti, ma su tutta la parte bassa, ma non sapevo, laterale, non sapevo. Ero rientrata dalle vacanze e allora mi hanno portato in ospedale. Allora sono andata al pronto soccorso, non mi muovevo, chiedo una barella, benissimo. Mi fanno le analisi del sangue, tutte sballate, globuli bianchi altissimi, avevo il PCR che era 400 volte alto, mi fanno le flebo, a un certo punto, questo dalle 7 di sera, sono uscita alle 11, mi fanno l'ecografia addominale e mi dicono, c'erano due dottori, una dottoressa e un medico. La dottoressa dice, ma dottore non è che sia appendicite, ma non si vede niente, ecografia nulla. Allora tornano esami e mi dice il dottore, ma guarda è una gastroenterite e torni a casa. I dolori erano allucinanti, non riuscivo nemmeno a sdraiarmi. Allora rientro a casa, il giorno dopo alle 2 di pomeriggio vado dal mio dottore e dico, dottore non ce la faccio più. Mi tocca il dottore e dice vada immediatamente in ospedale, lei è un appendicite, probabilmente. Infatti, guardi, mi hanno fatto subito, hanno visto l'ecografia, dice è impossibile qui che se lei ha questi valori tutti sballati, qualcosa c'è. Certo. Mi fanno... faccio un riassunto perché... no, è molto riassunto, gli dico subito come è finita. Mi fanno come si dice, una TAC, mi fanno la TAC, immediatamente si vede che c'è una cisti interna scoppiata di 5 centimetri. Allora ho avuto 13 giorni, anzi 14, mi hanno dimesso perché mi hanno fatto appendicite, mi hanno tolto tutta una tuba, la tuba destra, certo, la levaia sinistra. Allora io quella sera ho pagato 138 euro. Sono stata poi 13 giorni, più dovevo ritornare, mi hanno fatto uscire perché mi dice è inutile che sta qui anche se i valori ancora da fare. Benissimo, chiedo un rimborso perché era urgente. Sì. Se io non sarei andata dal mio medico, mi si risponde che non era prevedibile. Ah no, ho detto io, uno sta per morire, un altro poco. Alla fine l'ha avuto il rimborso? No, mi è stato risposto che non mi tocca perché non era prevedibile, ma come? Tutti i valori... Certo, allora vediamo un attimo di dare la parola, perché non possiamo, cioè, il suo caso è interessantissimo peraltro, però purtroppo il nostro tempo a disposizione non consente la spiegazione di tutto il caso. Da quello che abbiamo emerso possiamo dare già una risposta, vero? Comunque le consiglio di rivolgersi ad uno studio specializzato, perché a questo punto... Signora, intanto buongiorno e grazie di averci comunque contattato ed esposto la sua casistica, perché ovviamente lede anche molto sul personale. Questa situazione, signora, è proprio la classica situazione che spiegavo poco fa. In che senso? Ovviamente quello che dico a tutte le persone che incontro è che io non sono un medico, io mi occupo di consulenza legale nel mondo sanitario. Quindi quello che noi dovremmo fare è duplice nel suo caso, perché lei ha fatto una richiesta del rimborso e quella è una cosa. In realtà c'è un'altra situazione da andare ad analizzare relativa a quello che lei ha subito, se quel ritardo diagnostico che lei ha avuto ha generato o meno un maggior danno. Lei poco fa ci ha detto che purtroppo a seguito dello scoppio di questa ciste ha avuto l'asportazione di un ovaio e altre situazioni. La domanda quindi da fare, e a questo dovranno rispondere i nostri medici legali, è: se si fossero accorti subito, il danno ci sarebbe stato in egual modo? Avrebbero asportato ugualmente quell'ovaio? Ci sarebbe stato un danno minore? Se la risposta è positiva, allora in quel caso la signora può richiedere anche, oltre al ticket che non era da chiedere perché era una situazione urgente, e in questo ha ragione, può richiedere anche un danno per il maggior danno che appunto ha subito.
Se invece la risposta è negativa, ma può essere negativa per due motivi, o perché l'esame non era previsto secondo le linee guida, perché come spiegavo prima ogni intervento ha delle linee guida di gestione in base alle risultanze di quegli esami che il medico mi va a fare. Se era previsto fare una TAC e non è stata fatta per un errore, quindi una negligenza da parte dell'ospedale e del medico che l'ha visitata, allora lei può richiedere un maggior danno. Se invece quell'esame non era in quel momento fattibile per le sue condizioni cliniche appena entrate in ospedale, allora in quel caso si parla di un aggravamento naturale di una situazione che non era diagnosticabile inizialmente. A questo ovviamente ci deve rispondere un medico legale. La cosa bella che ad esempio negli anni abbiamo voluto fare come struttura è stato quello di avere dei medici legali in rapporto diretto dove tutte queste consulenze ai nostri assistiti non le vanno a pagare, perché purtroppo il mondo della malasanità è uno dei settori, ahimè, più lunghi da portare a termine e anche più costosi. Quindi fino a che non si risolve. Ma il caso tipico che raccontava la signora, che lei ha pagato questa cifra, in realtà era un'urgenza, come se fosse magari un codice bianco, verde, adesso non so i colori, in realtà si è presentata un'urgenza. Come può ottenere il rimborso? Deve sempre rivolgersi a qualcuno? Allora, ci sarebbero due modalità. La prima è quella di far presente proprio all'ufficio legale dell'ospedale, andando a dire: guardate signori che io ho fatto un accesso con un'indicizzazione di urgenza da parte del mio medico di base, le carte, era un esame urgente, tra l'altro positivo, e mi hanno fatto un'operazione salvavita e il ticket non è da pagarsi. L'altra alternativa, se la risposta è negativa che si ottiene, purtroppo delle volte capita, o comunque se non si ha la possibilità di andare a procedere in questo, allora si può rivolgere a un professionista che sia però specializzato in malasanità per andare a valutare la prima casistica di cui le parlavo, quindi il discorso dell'eventuale maggior danno che potrebbe aver subito, così come anche richiedere il rimborso di quel ticket. Assolutamente, quindi ci sono delle vie, la cosa può anche non essere lasciata. L'ultima cosa, non mi ricordo la signora che data ha detto, c'è una prescrizione, cioè c'è un termine entro il quale le azioni possono essere intraprese anche per ottenere il risarcimento del ticket, il numero di anni? Sì, c'è un termine, il termine dipende dalla operatività. In che senso? Se io entro nella struttura sanitaria si determina una prescrizione di natura contrattuale, quindi la prescrizione va a 10 anni perché è un contratto sociale con la struttura. Se io invece vado a rivolgermi direttamente a un medico, la situazione nell'eventuale danno ha una prescrizione a 5 anni perché cambia la gestione, diventa extracontrattuale. Nel caso quindi per ottenere il rimborso del ticket sono 10 anni a questo punto, deduco, visto che è la struttura sanitaria. Invece per quanto riguardava il medico di base, però non sembra che ci fosse stato un errore, sarebbero 5 per fare la distinzione. Esatto. Ringraziamo la signora di Verona di aver telefonato, mi è dispiaciuto non averla fatta raccontare nel dettaglio la storia, ma purtroppo anche perché è una storia personale un po' delicata. Comunque può sempre rivolgersi agli specialisti appunto per riuscire a venire al bandolo della matassa e giustamente, se ci sono gli estremi, anche ottenere giustizia, tra virgolette. A proposito di giustizia, ci sono varie vie, no? Sì, allora come vediamo le casistiche sono le più diverse, nel senso che ogni persona è diversa, ogni situazione è diversa, ed è proprio per questo che vi è la necessità di rapportarsi con un professionista, no? Come dicevo, quindi con un medico legale che sia specializzato. Noi abbiamo a disposizione su tutto il territorio nazionale tantissimi medici legali che quindi vengono scelti in base alla tipologia del caso e del danno sofferto. Come dicevo, quindi il medico legale ha il compito di esaminare tutta la documentazione, visitare il danneggiato e quindi capire se ci sono effettivamente dei profili di responsabilità. Ed è proprio sulle risultanze medico-legali, qualora il caso dovesse essere positivo, perché ci sono, come diceva anche Riccardo, ci sono delle situazioni in cui il danno magari non c'è, oppure non c'è una correlazione tra il danno sofferto e la condotta del sanitario, quindi in quel caso l'errore non c'è e non c'è responsabilità. Qualora invece il caso dovesse essere positivo, il referente della posizione cerca un dialogo con la controparte, con la struttura sanitaria. E come lo fa? Quindi non è il cittadino che deve cercare un dialogo, ma è il legale in qualche modo che si mette a contatto, che si sobbarca questi oneri. È bene precisarlo perché è uno sgravio anche di non poco conto. Sì, è sempre meglio comunque rivolgersi e avere un sostegno. Quindi come facciamo? Quindi inoltriamo una sorta di richiesta alla struttura sanitaria
illustrando le censure nei confronti dei sanitari con le specificazione dei danni richiesti, con il fondamento naturalmente giuridico e medico-legale. Si cerca quindi un contatto, si prende così un contatto con quella che è l'ufficio legale dell'azienda sanitaria che gestisce il sinistro e con la compagnia assicurativa di riferimento. Molto spesso si riesce a trovare un accordo proprio in via stragiudiziale e quindi definire in questo modo, definire bonariamente la questione. Poi purtroppo ci sono dei casi in cui questo non è possibile perché magari ci sono delle divergenze in merito a quella che è la sussistenza di responsabilità o anche la quantificazione del danno e quindi è necessario rivolgersi al tribunale. Perfetto, rivolgersi al tribunale. Vediamo il messaggio che è arrivato poco fa, poi magari rispondiamo anche all'altro messaggio di prima, perché appunto questo è un caso un po' particolare, però può capitare. Un mio amico, a causa di un errore in sala operatoria, ha perso il padre di 71 anni. Dopo 13 anni di causa battagliera ha ricevuto 300.000 euro. Secondo me è poco, soprattutto per la pena in questi anni di ricorso. Quando si parla poi di cifre diventa difficile, però... Partiamo dal presupposto che nessuna cifra ovviamente può ripagare una vita. In questo è da dire che dal punto di vista prettamente tecnico, non umano, per un uomo di 71 anni 300.000 euro di risarcimento per una malpractice medica è una liquidazione elevata, è molto alto come risarcimento. Anche perché nella mala sanità, dal punto di vista liquidativo, non si va a tenere conto, come ad esempio in un incidente stradale, che vengo investito, mi uccidono e mi pagano il danno da stravolgimento vita ai parenti perché il danno vita non c'è. Nella mala sanità bisogna tener conto anche dell'anamnesi iniziale. Faccio un esempio. Quindi l'aspettativa di vita diversa che aveva a seguito della patologia. Faccio un esempio, quindi io ad esempio sono una persona di 71 anni con pluripatologie, sono vicino sostanzialmente all'aspettativa di vita media, dettami assicurativi, 78 anni per la donna, 76 per l'uomo, nonostante si campi fino a 100 anni, ma quelle mie pluripatologie sostanzialmente mi fanno diventare, adesso userò un termine un po' di impatto ma che faccia ben capire la situazione, una bomba all'orologeria. Può essere che in qualsiasi momento tutte quelle mie patologie possono portarmi alla morte. Se è quella la casistica, 300.000 euro sono altissimi come risarcimento. Se invece stiamo parlando di un soggetto che stava benissimo, un 71enne che ogni mattina si faceva 20 km di corsa e non prendeva neanche un mezzo medicinale e quant'altro, è comunque un risarcimento elevato. È comunque elevato. Perché ci sono delle tabelle di riferimento che vengono utilizzate. Per convenzione in Italia si utilizza 90% delle volte la tabella del Tribunale di Milano, poi nelle nostre zone del Veneto molte volte alcuni giudici utilizzano Venezia, ma cosa succede dopo? Che nel momento liquidativo le ASL vanno in appello, perché la tabella di Venezia ad esempio è più alta rispetto a quella di Milano. Così come si utilizza molte volte anche la tabella di Roma, ma ripeto, per convenzione solitamente nei tribunali utilizzano la tabella del Tribunale di Milano, che tiene conto poi non del danno vita, come spiegavo prima, perché è inquantificabile, ma del danno che si va a generare agli eventi di diritto, che non sono gli eredi. Gli eventi di diritto sono tutti i familiari in rapporto primario diretto, quindi genitori, coniugi, figli in prima fascia di riferimento tabellare, fratelli, sorelle, nonni, nipoti, e sono stati introdotti anche i vari. Ormai viviamo nell'era delle famiglie allargate, quindi il compagno, ma delle volte è capitato anche per la fidanzata. Siamo riusciti a ottenere un risarcimento che è una cosa, se ne potrebbe parlare, è bellissima, come storia di una ragazzina di 17 anni che ha perso il fidanzatino, la prima storia seria, le prime esperienze di vita. Per il mondo assicurativo quella ragazzina non aveva un danno, non aveva un diritto, noi invece siamo riusciti a ottenere un risarcimento anche per lei, perché è la moralità che viene meno, è il rapporto affettivo che viene meno. E quindi su queste tabelle poi bisogna determinare delle trattative, ma se un giudice, ripeto, ha dato 300.000 euro per un 71enne è una cifra molto corretta, se non alta. Ecco. Considerevole.
Ripassiamo a lei, avvocato. No, copriamo la pubblicità. Comunque, se lo Stato spendesse meglio i soldi verso la sanità con controlli frequenti sulla spesa, forse ne guadagnerebbe in cause evitate, quello senza dubbio, investendo molto di più, forse le cose andrebbero bene, meglio. Torniamo su questi temi, voglio appunto passare la parola invece quando purtroppo non si risolve amichevolmente, pacificamente, transattivamente la vertenza, bisogna ricorrere alle vie giudiziarie legali. E cosa succede, le tempistiche e anche gli step successivi. Leggiamo anche i vostri messaggi. Pubblicità.